arrivas. Buongiorno Italia, benvenuto nel salotto di Singano. Zingaro, voglio vivere come te. Ah no, sì, giusto, il salotto è questo qua. Come molti tu sanno, altrettanti tu mi avevano lasciato, diciamo, una lista dei desideri, no? Delle puntate che avrebbero avuto piacere di vedere durante questo periodo di quarantena, no? Tra l'enorme lista, insomma, che ho già iniziato a soddisfare, oggi toccherebbe accidenti, la richiesta era Singano, facci vedere come cosa cucini e come hai la disposizione delle cose da mangiare. Allora ti salterei la parte di cosa cucina Singano, perché Singano praticamente mangia sempre tutto già pronto, già fatto, insomma non è uno che cucina molto, diciamo, no? Ciò non significa non mangiare salutare, cioè ad esempio cosa ho mangiato oggi ho mangiato mandorle, nocciole, noci brasiliane, un succo di frutta, insomma, per pranzo. Quindi voglio dire, è quello che si chiama raw food, insomma, no? Il cibo naturale, ossia le materie prime, no? Casomai un giorno, quando andiamo a casa dell'Alessia, magari facciamo fare una puntata di cotto e singanato all'Alessia, che l'Alessia è brava, l'Alessia sì che cucina, l'Alessia si fa le paste fatte in casa, il pane, le focacce, di tutto e di più. Quindi direi iniziamo subito sta puntata, che immagino sarai abbastanza curioso, ossia non di vedere cosa cucina Singano, ma neanche tanto come ha messa la roba da mangiare nel camper. Andrei oltre, io ti farei vedere come era stato fatto più o meno su Scarosso all'epoca, dove metto tutte le robe all'interno del mio camper. Dai Singano, taglia, dai. Ok, calma, che te mi metti ansia, calma. Allora, iniziamo subito e perdona già in anticipo le riprese tremolanti, perché come forse sai la GoPro è in assistenza e quindi ci dovremo muovere con la Sony A6400. Sto utilizzando il suo obiettivo, quello stabilizzato, però comunque la stabilizzazione non è certo a livelli della GoPro. Singano, taglia, madonna santa, taglia. Vai, calma, madonna, che ansia, fioi, stai calmi. Scusa un attimo, perché non facciamo le cose fatte bene? Cioè partiamo anche dalla parte guida, perché insomma anche qua è la mia casa, infine, no? Quindi vediamo cosa c'è dentro questo cassetto, cosa ho messo qua. Ho messo qualche cavo USB, giustamente, perché qua vedi ho hub di ricarica, dei fazzolettini, questo panno qui. Andrea, mannaggia il gazzapà gusto, fammi videochiamate, mannaggia, ma non riesco mai a combinare niente con queste videochiamate. Allora, dicevamo, sta spugnetta super assorbente, poi cos'ho? Ah, che bel ricordo, questo l'avevo preso in Slovenia, è un parchimetro, è fatto bene, è abbastanza robusto, è bello perché c'è scritto qua in slavo, no? Cioè vuoi mettere, non è un parchimetro ma è un cioè vedi, dai. Poi ho sempre utile un articolo che avevo trovato in una rivista, dove l'associazione dei camperisti aveva fatto causa al comune di Caorle per tutti i divieti di parcheggio camper, che come sappiamo sono illegali, illeciti, a meno che, gran calma, ascolta Singano, a meno che il camper realmente in quella zona non causi danni al manto stradale per via del peso e blocchi proprio la circolazione, ok? Altrimenti tutti i cartelli sono illegali. Un conto è il campeggio e un conto è parcheggiare un camper, sono due cose diverse. Poi c'ho la mia bustina dei CD e la confezione storica degli occhiali da sole, dei micro cavettini USB sempre utili. Chiudi l'ambradam. Aspetta, sì, apriamo tutto e te sei curioso? Allora, tanto non ho niente da nascondere. Qui dentro ho altri cavi USB. Sì, c'è un pulmin USB sto qua. Poi qua dietro uno dei miei antifurti. Dalla parte guidatore, vabbè, adesso ho appoggiato perché sono stanziale, c'ho i pannellini solari e un power bank. In realtà sotto vedi c'è la mia scatolona con tutte le gomme dell'acqua, gli adattatori, la pistola per l'acqua, eccetera eccetera, che è ben ermetizzata e ha due belle clip che chiudono bene, e lì sta benissimo, anche perché io comunque non scendo mai di qua. Questa porta potrei anche sigillarla e utilizzare quella della parte abitativa. Andiamo di qua. Allora, dalla parte invece passeggero abbiamo delle scatolette di CP e le crocchette di CP, che anche se sono quelle da Sky, CP purtroppo non può più mangiare crocchette. Sta benissimo quando mangia la sua carne lì, ma se gli do crocchette, anche quelle la farmina, roba proprio particolare, niente da fare. E un cappuccino di CP. Poi
entrata c'ho sta specie di piccolo porta oggetti che mi ha sempre colpito fin dall'inizio. Qua ci ho messo praticamente le chiavi del camper, lo uso per appoggiare le chiavi del camper, in quanto vedi è morbido, non si striscia e sono di facile accesso perché sono attaccate alla porta, perdono la scopa in bella vista. Qui degli auricolari Bluetooth per il telefono ma anche per ascoltare musica perché sono stereo. Poi qui dentro il telecomandino dello skate, le batterie della Sony, un caricabatterie della GoPro, il lettore di micro SD in USB 3 che non si sa mai, il caricabatterie, queste sono quelle dei faretti e questo caricabatterie è quello della Sony. Infine l'inutilissimo profumatore preso al Lidl, gusto vaniglia, un panno diciamo quelli lì da fotocamera, da occhiali, e questa bellissima custodia che è dove metto la GoPro e le batterie della GoPro, così quando me la porto in giro la butto nello zaino e non si rovina. Oh sì, sto bellissimo mobiletto sotto, quello qua in entrata, vedi? Allora, nel mobiletto qua cosa ci ha messo Singano? Ovviamente cavi USB anche qua, perché ripeto, sei un pulmin USB, quindi con cavi USB dappertutto. Ho le mie bellissime ciabatte ultra comodissime, vedi con l'inserto in lana che gli ho messo io. Poi ho il K-Way, quelli sono i pantaloni del K-Way e quella è la felpa del K-Way, sempre vicino all'entrata, no? Vicino all'uscita. Poi di qua, ah sì, questo attacco per la GoPro da polso, e può essere molto utile tipo quando vai in mountain bike o in skate, ti consente di riprendere avendo tutte e due le mani completamente libere, cioè questo qua va praticamente sopra il polso, vedi qua entra il dito e è molto comodo. E qua tutto nascosto nell'oscurità, la mia spazzolina magica, cioè io con questa faccio veramente di tutto, cioè tira via persino i peli dal cane in una maniera incredibile. Tra l'altro lì vedi le papucce sono attaccate al termo, quindi sono proprio belle e calde quando te le metti su. E poi al piano sotto tutta la roba del CP, pettorine, cioè tutta la roba da passeggio del CP con le pettorine, il guinzaglio, il flexi, il suo collare quello luminoso a LED, e giustamente non so cosa ci fa lì, però questo è il galleggiante per la GoPro per quando vai in spiaggia, vedi gli ho già fatto la modifica attaccandogli questo qui in modo tale che se la GoPro 8 ha già le alette che vengono fuori tu gliele attacchi qua, te lo puoi mettere sia al polso ma soprattutto è galleggiante, quindi ottimo per fare le riprese subacquee. I due stipetti in alto, per carità, forse era meglio farti questo video quando avevo terminato i lavori di falegnameria, eh sì, perché sai, qua ci andranno tutti i mega cassetti e dopo dentro ogni cosa ci vanno tutti i ripiani aggiuntivi. Va bene dai, ma noi siamo curiosi, iniziamo lo stesso, facciamola così. Qua ho messo diciamo praticamente roba a lunga conservazione, vedi in alto pasta e riso, sotto una ciotolina sì lo so con delle caramelle e un po' di frutta secca, la Nutella, e quello è il mio bellissimo vasetto di biscotti a forma di biscotto. C'era tutto. Allora anche qua abbiamo vedi frutta secca, noci varie, roba a lunga conservazione, però insomma come puoi vedere quando ci sarà ovviamente la mensola sarà tutto più ordinato. In questo bellissimo angolino c'è la libreria a doppia fila, diciamo, perché ci sono libri anche dietro. Poi dalla libreria andiamo sotto, c'è questa simpaticissima cosa, no? Mensolina dove io metto, vedi, la mia cassa Bluetooth che è anche subacquea e tutto quanto. Questa me la portavo in spiaggia per fare le seratine io e l'Alessia, e col suo cavo jack nel caso in cui volessi attaccarla nel computer, però quel cavo jack mi è utile anche per le cuffie Bluetooth per non avere quei ritardi, no, che ti dicevo, e il scrocca wifi, l'antennina scrocca wifi. Spostiamoci in cucina, guarda, sei in cucina, vedi, cucina, spostiamoci, sempre i piatti a lavare, faccio sempre brutta figura, va bene dai, apri. Qui cosa ci ho? Qua ci ho messo tutti come su Scarosso, no? Reparto con caffè, zuccheri e via discorrendo, tutte le spezie che poi andranno nei cassetti, l'olio di oliva e dei ciappini, che i ciappini però sono anche sotto qua, vedi dove c'è il sapone. In quest'altra parte di mensola di gavone c'è la mia scatolina dei tè, la teiera, lo spremiagrumi, lì sopra ci sarebbero i bicchieri, poi carta pellicola trasparente, poi vedi ho messo e metterò tutte queste retine che sono sempre comode, vedi c'è sia di qua che di là, tazze del caffè per sicurezza, diciamo delle senape e ketchup da quando devi fare i picnic in bustina, non si sa mai, tutti i miei piatti in melamina, ossia quelli fondi che quelli piatti, vedi questi fighi colorati,
e delle tazze, sempre in melamina. Qua appunto in tutto questo enorme buco che è dove c'era il frigo, qua ci andranno 6 bei cassetti, quindi si rivoluzionerà tutto sto discorso qua, insomma. Però vabbè, insomma, la parte dei cassetti ovviamente farò un video a parte per descrivere tutti i lavori di falegnameria una volta completati. Però purtroppo sai che adesso con l'emergenza coronavirus non possiamo andare in giro. Yuri, taglia, ok, dai, andiamo dentro qua. Tac. Questo è il sottolavandino. Iniziamo da sotto. Io ho le mie 3 taniche dell'acqua, delle spugne, qualche prodotto di pulizia, sgrassatore, aceto, smac brillacciaio, bicarbonato e l'Aust 3 in 1. Un po' più in sopra c'ho dei canevacci, ma non è tutta qua la roba, dopo capirai il perché. Una sola pentola è stata una mia scelta della Lagostina, molto buona, con diciamo la panza molto larga, questa è un 28 cm, con ovviamente il coperchio trasparente con la guarnizione in gomma. Una terrina che è sempre utile per l'insalata o per fare i popcorn, quelle cose lì. Una sola pentola da pasta, questo praticissimo scolapasta, non mi ricordo neanche dove l'ho preso, questo qua lo appoggi nel bordo, tipo si incastra, vedi, con i suoi bordini, e dopodiché puoi scolare la pasta. Infine questo pentolino qua per far tipo sughi, cose del genere, quindi Singano alla fine del gioco ha solo 3 pentole. Poi qui sopra ci andrà un divisorio per non far cadere la roba dietro e un altro ripiano ancora. Quest'altro ripiano ancora probabilmente metterò tutti i canevacci e le tovagliette. Sopra il forno a microonde, allora io credo che qua c'è uno sportellino che fa così, no? Me l'ha già fatto il falegname, e quindi qua dentro resta spazio. È vero che deve arearsi il forno, giustamente, però io pensavo di mettere attaccato al tetto, visto che c'è tanto spazio qua, è più di una spanna, di metterci un bel porta Scottex, ok, un portarotolone appeso a testa in giù, quelli belli in legno, in bambù, e qui la carta, quindi tu alzi la porta e tiri giù dal rotolone, quindi è molto pratico, attaccato alla cucina, vedi, perché qua c'è la cucina, e non rovina, diciamo, l'estetica del camper, non è in bella vista. Indietreggiamo, andiamo dietro a Pullman. Allora, innanzitutto so che sembra una cacchiata, vabbè, qua dietro alla dinetta ci andrà quel gancio che avevo su Scarosso per mettere lo zaino appeso lì, bello, vedi, perché adesso è così, quindi lo zaino sarà bello in ordine così, ok? Ma andiamo a vedere il mega armadione. Allora, iniziamo dalla parte sotto. Allora, la parte sotto, ancora vuota sta parete, posso metterci delle foto. Allora, qui c'ho tutti i dolcevita e felpette leggere, in più tutti i felponi, maglioni, ok? Appena più sotto c'ho queste 3 scatole, quelle che avevo su Scarosso, vedi, che dove ci sono le magliette, le camicette da festa, eccetera eccetera, e guarda, sono molto comode. Tac tac. E le magliette sono tutte belle piegate qua dentro, ovviamente non entra polvere, non entra niente, è perfetto secondo me. Tac tac tac. Oh, andiamo a vedere il mega armadione. Allora, intanto va che bello, tac, apri e si accende la lucetta. Qua non ti interessa che devo farti vedere il contenuto. Comunque qua intanto ho già iniziato a mettere delle fotografie, dopo completerò con delle grafiche. Come ho studiato l'armadione? Io direi che l'ho fatto identico a Scarosso. Ovviamente qua tutti gli attaccapanni dove mettere i pantaloni. Giubbotti ne ho scelto di tenerne solo 2, ossia questo qua mega invernale e quello in jeans che è momentaneamente appeso lì perché adesso è primavera, quindi mi è utile averlo lì. Una giacca un po' da festa e questo bellissimo pannellino porta oggetti che avevo su Scarosso, che l'ho attaccato, diciamo, con dei chiodini e poi l'ho fissato, vedi, dietro alla barra porta appendiabiti, insomma. Chiaramente pizzetti ovunque dove attaccare le cose, ma sì, tutta la minuteria anche qua, vedi, i braccialettini, tutti i miei straffanti, guarda qua anche la cravattina messicana, i guanti invernali, cioè in questo modo è tutto ordinato e non mi occupa spazio. Nell'angolo poi qua c'ho tutte le borse, ok, vuote, tipo quelle dell'Eastpak per intenderci, e incastrato qua nell'angolo c'ho sciarpe e proteggicollo, quelle cosette là. Ovviamente vabbè, qua dentro trovi cinture, il cavapelucchi, accessorietti vari, guantini, sottoguanti, cose termiche, così. Poi sì, questo l'avevo preso da Scarosso, ce l'avevo su Scarosso, e questo cassettone che secondo me è indispensabile dentro un camper per mantenere l'ordine. Qua vedi ci ho messo maglie e calzettoni di lana, quindi le maglie di lana, i calzini di lana, eccetera eccetera. Qua tutte le canottiere, vedi, calzini, mutande, eccetera eccetera. E l'ultimo qua, dolce vita e roba termica, praticamente le calzamaglie e tutte quelle cose là. Well,
molto well. Ah beh sì, adesso c'è il CP, non posso disturbartelo. Comunque sotto al CP ci sono, a parte le batterie, ma c'è tutta la mega confezione di carta igienica, mentre sotto qua c'è il serbatoio e due cavolate, mi pare tipo borse termiche, quelle cosette là. Sotto, vedi, ho messo le acque in quel cesto lì, che era quello del frigo a compressore, e per l'immondizia vado benissimo con quella cesta, perché a parte che si incastra alla perfezione là, ma è bella larga e ci sta tanta roba e non devi starla a prendere la mira. Proseguiamo. Allora, sotto il letto a castello non c'è nulla, nel senso che c'è la caldaia e un grosso serbatoio, la pompa dell'acqua, cioè non puoi stivare cose, insomma, ecco. Sopra qua è ancora un casino, questo doveva essere il piano d'appoggio, comunque vabbè, te lo proietto già nel futuro. Lì ci stanno tutti gli oscuranti termici e qui di libero ovviamente il drone, qui vabbè c'era il pannello di ricarica, ma sono cose che già si sanno, non stiamo a ricordarle, e questo è una cosa che secondo me è rivoluzionaria, almeno per chi ci vive in camper, è il portaminuterie, perché vedi io qua ho tutte gli adattatori della GoPro, della macchina fotografica, varie batterie, prese, i fermacapelli, cioè tutte quelle cose che ti fanno diventare matto. Qui è tutto in ordine, che non va in giro, alla portata di mano, e soprattutto poi gli ho messo anche le etichettine, quindi so già dov'è la roba, insomma, ecco. Proseguiamo di qua. Allora, qua c'è un altro armadio, ha due armadi Pullman, anzi ne aveva tre, ma dopo ho messo il frigo al posto dell'altro armadio. Allora, apriamo qua si è già iniziato a mettere delle foto. Nella parte sotto ci ho messo tutte le scarpe e ciabatte, diciamo, ecco. Nella parte appena sopra ci sono tutte le lenzuola, i copripiumoni. Salendo ancora ho tutti i pantaloncini corti, gli asciugamani da spiaggia, i costumi, la cuffietta, poi vedo sopra la maschera per le immersioni e dietro ci sono i pigiami. E nell'ultimo ripianetto invece tutti gli asciugamani, sempre adesso di color marrone, perché il bagno di Pullman è in quella tinta lì. Sì, questa cosa qui è molto carina, è una borsa all'acqua calda ma a forma di ferro di cavallo, ottima per le cervicali, fantastica, è tipo in pile. Nell'altra parte di armadio, qua è il caos, ragazzo, qui è il caos, nel senso che questo doveva essere e sarà l'armadio delle cose informatiche, quindi vedi c'ho tutte le lampadine, i caricacosi, eccetera eccetera, e sarà tutto in ordine anche qua. Adesso lo uso per mettere anche roba da mangiare, perché giustamente se siamo stanziali qua per il discorso coronavirus, e quindi c'è tanta roba. Andiamo in bagno, dai, andiamo in bagnetto. Allora, il bagnetto ha questo bellissimo portacose di cui io non ero abituato, insomma tanto spazio. Qui ho tipo di solito 6 rotoli di carta igienica, oltre a tutta quella che c'è sotto il CP. Sì, non significa che faccio tanta cacca, ma significa che era in offerta. La roba per farsi la barba, dentifrizi di scorta, perché giustamente adesso magari sono un po' più carico, sempre per il discorso quarantena che ti ho fatto, no? Deodoranti, vedi tutto quanto. Questa scatolina è la scatolina dei medicinali, sostanzialmente ci sono le Moment e il coso, come si chiama? Ah sì, il carbone vegetale, ok, e poi garze, una siringa e tutte quelle cosine là, insomma, che servono per il primo soccorso. Qua cos'è? Altri fili interdentali ce li ho lì, i ricambi per le lamette. Qua tutto il fondo è pieno di saponi, gocce di Bach, altri saponi, e questa scatoletta dove ho la pinzetta e la forbicina. C'è però un altro stipetto qua, sì, molto comodo e anche molto caldo, perché qua c'è il termo che gli passa, vedi c'è il termo lì che poi diciamo passerebbe qui, che scalda gli asciugamani, e quindi ho approfittato del discorso che c'è il termo per mettere dei canevazzi, vedi tutto sotto. Adesso sì, c'è un parecchio casino perché solito discorso, ho fatto scorta, ho sbagliato anch'io, cioè guarda, ho 50 kg di detersivo perché ho un detersivo là, in più la mega ricarica qua, cioè prevedevo di lavare piatti a 1000 praticamente in questo periodo di quarantena. Comunque vabbè, vedi bottiglie di aceto e tutti i prodotti per la pulizia, quindi qua canevazzi e prodotti per la pulizia. Beh, credo averti fatto vedere tutto, sì, cioè vedi, per quando io, cioè creda mi senta di avere ben oltre tutto ciò che sarebbe necessario per la mia sopravvivenza, il mio benessere, in realtà non ho tanta roba. Andiamo a vedere i gavoni fuori.
Tac, questo è uno. Qua c'è la roba da lavare dall'Alessia. Qui c'era lo zaino da campeggio con la tenda e tutto quanto, che però adesso è in modalità lavaggio. E qui c'ho la mia amacca e tutta la roba per il cane e la diavolina per accendere i fuochi. Roba per il cane, si intende cappottini. Quindi andiamo nell'altro. Oh, allora qui ci abbiamo il tabacco nascosto innanzitutto perché ho detto nel caso di crisi ce l'ho lì, e qui dentro questo borsone, come si era già visto in passato, tutti i cavi dell'elettricità, le prolunghe, gli adattatori, qui 50.000 sacchettini per il CP, un pennello, una ciotolina portatile diciamo per dargli l'acqua al CP, una pallina di scorta, il Ferox, e poi dietro vedi ci sono gli svitol e i siliconi, quelle cose lì. Poi la mia cassetta di attrezzi che avevamo già visto, il comparto minutteria e il comparto cose elettriche, quindi tester, saldatrice, fili eccetera eccetera, che avevamo già visto. Sì, aspetta, perché a Parona qua è venuta a lamentarsi, è venuta da me e mi ha fatto: oh, non si mangia qua, le pape di Emi. Le pape di Emi, dai via, facciamo pape di Emi. Eccolo. Vai Sigari!